realtà è un traduttore marziano che traduce con come fare a montare una signora così delicata. Però nell'edizione successiva cassato il montare e c'è... Evidentemente appariva troppo, come dire, sì, è stato ripulito. Anche perché è un verbo che solitamente si usa proprio per la conta degli animali, esatto, no? Sì. Per cui magari... Ma lì appunto, ma lì si spiegava, no? Perché diciamo il punto di vista di Lucio Asino, no? Oltretutto... Ma secondo me, non vorrei scandalizzare nessuno, ma secondo me ci sono umani che si montano come fossero né più né meno, nel senso, cioè anche lì bisogna essere umani. Cioè aver raggiunto un certo livello per poter anche, come dire, altrimenti è un atto veramente brutale, brutto. Se non c'è il sentimento dietro. Se non c'è anche l'intesa. L'intesa, sì, il sentimento in questo senso. Ci sono delle cose che gli interpreti in genere non mettono in evidenza. I traduttori stessi si lasciano perdere dietro alcune immagini, per cui mi esce una classica interpretazione che è dei tempi di Agostino che si tira avanti, cioè un'interpretazione sostanzialmente mistica del libro, dell'Asino d'Oro. L'Asino d'Oro racconta di un certo Lucio che diventa asino, che assume proprio la forma dell'asino e passa attraverso una serie di disavventure, alla fine delle quali, per intervento di Iside, ritornerà uomo. E quindi il fatto che ci sia l'intervento di Iside viene visto come un percorso di redenzione. In realtà per la cultura romana, la cultura pagana, è assai improbabile che passare qualche notte d'amore con una ragazzotta sia peccato, tanto più che nella cultura pagana semmai era peccato non farlo, cioè semmai era il contrario, no? E quindi risulta assai strano che per questo motivo Lucio sia diventato asino. Ma poi c'è tutta una catena di incongruenze all'interno del libro, di fronte alle quali anche i traduttori spesso si trovano in difficoltà. Per esempio, nell'episodio centrale, il libro, l'Asino d'Oro, che poi in realtà si intitola Le Metamorfosi, l'Asino d'Oro è fatto di racconti uno dentro l'altro praticamente. C'è questa storia principale che segue le vicende di Lucio e Lucio nella sua condizione di asino riesce, in quanto asino, in quanto osservatore non visto, riesce a vedere quanto succede attorno a lui e quindi anche quelle cose che normalmente una persona non lascerebbe trapelare di fronte a uno sconosciuto, ma di fronte a un asino uno si comporta diversamente. E quindi ecco che Lucio entra a conoscere una serie infinita di storie, per lo più di una sessualità piuttosto tenebrosa, oscura, e fa eccezione il racconto centrale invece che parla del famoso amore e psiche, che già nella traduzione è già qualcosa di sbagliato, perché non sarebbe amore e psiche, ma stando al testo latino sarebbe, che dicevo nella storia, anche nella storia di amore e psiche, che viene letta come l'anima che ritorna al cielo, quindi in chiave platonica sostanzialmente. Anche lì c'è, per esempio, il famoso rasoio, che in latino si dice novacula, che i traduttori traducono con coltello o con pugnale e non rasoio. E è da qui che era partito tutto il mio interesse e il mio capovolgimento dell'Asino d'Oro, perché due traduttori, Augello e Carlesi, a un certo punto si rendono conto che c'è qualcosa che non funziona in questo novacula, in questo rasoio, no? Dicono: come facciamo, come si può tagliare la testa a un immane serpente? Perché il racconto di Psiche consiste in questa giovane ragazza, figlia di un re che non trova marito, il padre consulta l'oracolo e l'oracolo dice di esporla su una certa rupe. Lei vuole andare incontro, la Psiche, a questo mostro al quale verrà sacrificata, la portano, queste nozze di morte, e poi improvvisamente invece finisce in una valle incantata e dove di notte viene visitata da questo sconosciuto amante che lei non può vedere, e questo qui è, diciamo, il nucleo centrale della storia. Le sorelle
invidiose che vengono a trovarle, eccetera, eccetera, invidiose di tutte le fortune che ha Psiche, le consigliano, le dicono che in realtà è visitata da un immane serpente, da un grande mostro, e gli dicono di di armarsi di rasoio e di lucerna e di notte, quando lui le viene a far visita, di sorprenderlo e di amputargli la testa. E appunto c'è questo Novacula, e Augello si domanda, e con lui Carlesi, ma come si fa con un rasoio, pensando che è il rasoio dei barbieri, no? Quel rasoio a mano libera, che non ha impugnatura, perché non ha l'impugnatura, il manico del rasoio serve solo a proteggere la lama sottilissima, e le sorelle poi insistono a dire passalo sulla mano, cioè proprio è veramente il rasoio dei barbieri. E appunto Augello e Carlesi dicono, ma come si fa a tagliare la testa a un serpente con un rasoio che non si può neanche impugnare? E allora traducono con coltello o con pugnale, ma chiaramente è una traduzione forzata, tant'è che appunto giustificano con una nota questa forzatura. Allora, se Apuleio insiste con il rasoio, con Novacula, se i traduttori sono in difficoltà e traducono con coltello, è perché probabilmente c'è qualcosa che non funziona in questo immanem colubrum, così in latino, no? In questo serpente, c'è qualcosa che non funziona. E allora lì mi è venuto il dubbio che probabilmente quel serpente che le sorelle dicono a Psiche a cui tagliare la testa non sia quello stesso serpente che ancora oggi in alcune pratiche tribali si usa fare, no? E usano, guarda un po', proprio un rasoio, perché fra l'altro i barbieri, ho trovato anche una nota, un libro che parla proprio di questa modalità, che ancora oggi in Tunisia la circoncisione la fanno con rasoio.